Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo oggi ad Acireale perché si tiene un importante incontro formativo per parlare della gestione della crisi da sovraindebitamento. Oggi tanti commercialisti e avvocati parleranno del tema, un evento organizzato dall'UNES di Catania. Oggi sarà una giornata di formazione, soprattutto in cui ci si confronterà, è aperta ai professionisti del settore, quindi avvocati, commercialisti che svolgono il ruolo di gestore, ma anche di revisori contabili, perché di consulenti contabili, fiscali, perché è una giornata in cui si parlerà soprattutto di sovraindebitamento, ma anche di prevenzione della crisi, di educazione finanziaria, quindi degli strumenti che ci dà la legge, del ruolo che ha ogni singolo organismo, quindi l'OCC, il referente, i gestori, ma anche quanto sia importante anche prevenire situazioni di squilibrio al fine di non solo riparare a situazioni già conclamate, ma appunto di prevenire quelle che sono le difficoltà economiche, finanziarie e patrimoniali. Con la Fondazione Beato Dusmet e l'UNES è stato siglato un protocollo d'intesa affinché tutte le persone bisognose di piccoli interventi economici, grazie all'ausilio della Fondazione Beato Dusmet, che è iscritta all'elenco nazionale delle fondazioni antiusura, è possibile ottenere dei piccoli contributi e grazie a questo aiutare nella risoluzione delle crisi da sovraindebitamento. Pertanto penso che la giornata di oggi sia fondamentale al fine di dare sia un percorso formativo a chi deve gestire la crisi, ma anche fornire, grazie alla Fondazione, gli strumenti per attuare i piani di rientro per tutti i soggetti che ne hanno necessità. Hanno istituito dentro la sede dell'UNES un centro ascolto per poter soddisfare le richieste degli utenti che abbiano immediatamente necessità al fine che i loro piani vengano accolti il più velocemente possibile. Sono veramente orgoglioso e speriamo di essere all'altezza di questo nuovo compito. Sarà la responsabilità di gestire tutti questi professionisti e poter avere più omologhi possibile, riuscendo a fare felice anche la gente. Sì, il problema è un problema praticamente molto attuale ed è un problema che grazie alla riforma del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, entrato in vigore il 16 marzo del 2019, in qualche modo abbiamo avuto l'opportunità di mettere in campo una serie di strumenti che ci consentono di aiutare le imprese a evitare di trovarsi in situazioni del genere, in situazioni di crisi. Tutto passa attraverso l'istituzione di un sistema di assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati che consente naturalmente di intercettare preventivamente eventuali segnali di crisi, e quindi le aziende attraverso questo tipo di organizzazione hanno la possibilità di poter avere una visione looking forward, guidando l'azienda ed evitando naturalmente delle difficoltà che possono diversamente non riconoscere, non riscontrare. Magari dei corsi di formazione specifica per aziende attraverso la cosiddetta patente d'impresa. Questo non deve essere visto come un obbligo normativo e basta, perché effettivamente se si dà il giusto peso alla normativa e questa la si interpreta come un'opportunità per l'azienda, perché gli consente in qualche modo di trasformare questo obbligo normativo nell'opportunità per cercare in qualche modo di gestire meglio l'azienda, sicuramente è un risultato importante.